Un mix potenzialmente pericoloso. Siccità e caldo record. Scatta l'allarme incendi. Una condizione che dovrebbe durare fino a metà della prossima settimana. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per possibili roghi nei boschi in 32 comuni del Vicentino, tra cui la stessa Vicenza. Non sono previste grandi precipitazioni nei prossimi giorni, sono previsti dei temporali, però non sono previste delle grandi precipitazioni, quindi l'attenzione dovrà rimanere ancora alta. Questo anche in considerazione del fatto che abbiamo già avuto qualche incendio boschivo nel Veneto e siamo intervenuti ovviamente perché è una competenza regionale, come dicevo, con i nostri volontari della Protezione Civile antincendio boschivo, con la nostra flotta aerea, con i nostri funzionari e servizi forestali della Protezione Civile per bloccarlo, però ovviamente l'attenzione deve rimanere massima fin tanto che non pioverà per parecchi giorni di fila. Il termometro nei prossimi giorni, come in quelli passati, supererà nettamente i 30 gradi, con temperature ben maggiori alla media stagionale. Fino a quando verrà revocato lo stato di grave pericolosità, ovviamente, sono vietati tutti quei comportamenti che possono innescare incendi che poi diventa difficile contenere. Non accendere fuochi, non parcheggiare l'auto sopra l'erba secca, possibilmente non buttare mozziconi di sigaretta in zone che possono prendere fuoco, insomma consigli di buon senso che possono evitare grossi problemi, perché poi quando parte un incendio boschivo, soprattutto se c'è il vento, poi diventa molto difficile spegnerlo.